l'autonomia non può esistere, perché il PIL è tagliato in 25 fette. Perché 25 fette? Perché 5 regioni mangiano 2 fette di torta e 15 regioni mangiano una fetta di torta. Allora, secondo voi la Sicilia, dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni, o la Val d'Aosta, o il Friuli, Trentino Alto Adige, dirà: ragazzi, avete ragione, vi do indietro un pezzettino della seconda fetta, perché è giusto che noi siamo tutti uguali. Quindi su queste basi l'autonomia non funziona per motivi algebrici, non politici, perché ogni privilegio diventa un diritto. E vai a spiegare a un siciliano che deve tornarti una fetta di torta, vai a spiegare ai 20.000 forestali siciliani che devono diventare 10.000. Chi c'è che va a spiegare queste robe? Quando il governo, quando il paese è sotto una cappa, da quando è nato è sotto una cappa, che non mi raccontino che sono stati 1000 garibaldini, vero, a fare l'Italia, che non me la raccontino questa storia, perché hanno mandato gli inglesi qualche anno prima a comprarci la mafia e poi mandare, perché si vada a vedere, sempre perché si deve vedere il discorso di piano, hanno mandato Garibaldi con 1000 garibaldini, ma siamo ancora sotto quella cappa e io vorrei tornare il giorno prima di quella cappa, cioè un Veneto sovrano. Sovrano sì, io sono sì sovranista, ma Veneto, soprattutto Veneto indipendente, assieme alla Catalogna, assieme alla Baviera, assieme alla Scozia, assieme alle Fiandre, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'autonomia non si va da nessuna parte senza schei per le deleghe.